un libro sui pittori per l'impero, la cartolina al servizio della Grande Guerra. Ecco, l'autore Guido Spada è qui presente e vi parlerà di questo libro. Ecco, prima di dare inizio alla presentazione, volevo avvisarvi che la prossima conferenza, quella appunto del prossimo mese, sarà appunto quella del dottor Massimo Busso, un nostro socio, che ci parlerà della cucina nell'antica Roma. Ecco. È una cosa interessantissima, quindi vi invito a venire numerosi, a portare un sacco di gente, perché veramente è una cosa curiosa e particolare. Quindi adesso io vi ringrazio della vostra presenza e lascio la parola appunto all'autore. Grazie. Desidero, prima di iniziare questa presentazione, ringraziare il Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, nella persona del suo presidente Loredana Imperio, che ha voluto inserire questa serata nel programma per il 2015. Desidero inoltre ringraziare l'assessore della cultura del Comune di Vittorio Veneto, la dottoressa Oliana, per la sua presenza, che mi onora e mi gratifica. Ringrazio anche la casa editrice Compiano, nella persona di Marco ed Elisa, che hanno creduto e fortemente voluto questa pubblicazione. A tutti voi un grazie per essere convenuti in questa sede. Premetto che questo non è un libro di guerra, ma è un libro sui pittori e sulla mia passione di collezionista. Premessa: la motivazione che hanno spinto il sottoscritto a intraprendere questa avventura è quella nata dal desiderio di voler avvicinare il grande pubblico a questo particolare settore del collezionismo, avente per oggetto la Grande Guerra, ossia la cartolina. Le cartoline in questo volume diventano le fonti privilegiate per conoscere e per rappresentare il fenomeno della Grande Guerra con un approccio, se non nuovo, certo non usuale. Le cartoline, non solo come mezzo per comunicare ai propri cari le proprie speranze, paure e sentimenti, ma anche come veicolo di propaganda. Sono immagini che trasmettono una legittimazione della guerra e delle sue sacre motivazioni, vogliono trasmettere a chi li invia e a chi li riceve una certezza e una speranza che il conflitto abbia esito positivo e che si possa ritornare alla normalità. Vorrei iniziare questo incontro leggendovi alcune righe tratte da Problemi di guerra, pagine d'arte. La guerra non è niente, è un fatto muto che diventa eloquente solo se la parola l'esprime, e non c'è parola più evidente e persuasiva e commovente dell'arte, la sola che duri nella gloria, nella storia. Governo, editori, artisti, tutti mobilitati, così che oggi per la sua guerra si è formata nel mondo una voce così forte e viva, e della sua guerra si è formata nel tempo un'immagine così ricca e profonda, che di tutta la guerra europea questa sola appare oggi e sembrerà domani che sia esistita. Tratto appunto da Problemi di guerra, pagine dell'arte. Uno degli aspetti forse di maggiore interesse di questo volume è quello di aver documentato il racconto della Grande Guerra visto dalla parte di artisti al servizio degli imperi centrali, Austria-Ungheria e Impero Germanico, che alla fine del conflitto risulteranno essere i perdenti. Le cartoline dunque come piccole opere d'arte che riproducono fedelmente dipinti realizzati in massima parte da artisti noti e di grande talento e fama, come il modernista Eger Linz, Carl Ludwig Prinz, il paesaggista Carl Maria Schuster. Esse rappresentano, con alta qualità di stampa, l'intento dell'artista nelle sue diverse proposte espressive, in alcuni casi dolenti, altre volte eroiche e tragiche, nel contempo, in ogni caso espressione dell'animo dell'artista che in quel momento documentava una triste realtà, la guerra. Mentre l'utilizzo della fotografia serviva essenzialmente per illustrare uno specifico avvenimento bellico o di vita quotidiana, sia al fronte che dietro le linee,
La cartolina non vuole rappresentare la cruda realtà, un momento specifico, datato e ben inquadrato nel contesto storico. È al contrario l'espressione dell'interiorità dell'artista, di un momento emotivo vissuto in prima persona dal pittore nella sua veste di pittore di guerra, Kriegsmaler. Ogni artista ha un suo modo tutto suo di rappresentare quando da lui visto e vissuto in prima persona. La cartolina esprime la sua linea pittorica, la tecnica usata, la tendenza artistica del momento. Come non emozionarsi di fronte alle opere di Albin Eger-Linz, forti della loro interiore certezza, della dolcezza un po' manieristica di Gustav Benesch, dei paesaggi alpini del fronte tirolese dolomitico di Carl Ludwig Prinz e quelle di Karl Maria Schuster, ricche di forte realismo sentimentale. Mi è stato difficile scegliere le diverse cartoline che meglio illustravano ogni singolo argomento, data la vastità della documentazione oggetto della cartolina illustrata. L'Austria ne ha commissionato in migliaia. Mi sono limitato ad alcuni specifici argomenti che ho ritenuto essere alcuni noti al grande pubblico, altri più specifici e materie per specialisti. Ho a priori scartato la documentazione riguardante il fronte orientale e sud-orientale, ossia il fronte che dal Mar Baltico raggiungeva le rive del Mar Nero, fronte galiziano, carpatico, serbo, rumeno, limitando la scelta ad argomenti che maggiormente potessero interessare il lettore italiano. Per lo specifico fronte orientale e sud-orientale spero poter realizzare in un futuro un volume che illustri con le cartoline della mia collezione i fatti più salienti di quel conflitto. Si sono scelte alcune cartoline aventi per oggetto le operazioni militari sul fronte sud-occidentale, Trentino-Dolomitico, uso questo termine perché gli austriaci usavano questo termine sud-occidentale, le operazioni della flotte operanti nel Mar Adriatico, l'utilizzo dei nuovi mezzi aerei, la conquista del Montenegro e della parte nord dell'Albania, il coinvolgimento dei riservisti sul fronte dolomitico, gli Standschützen. Ma non potevo dimenticare l'assistenza religiosa e spirituale operata dai cappellani militari, Feldkurator, l'impiego dei cani nel soccorso ai feriti, l'utilizzo degli stessi per il trasporto di piccoli materiali, la meritevole opera dei reparti della logistica, della sanità, dei trasporti e di altre unità necessarie alle truppe o combattenti operanti in prima linea. Ma non vanno pure scordati quei momenti di relativa tranquillità, come il periodo natalizio e pasquale, con l'invio ai propri cari di cartoline augurali, ricche di suggestione, che ci invitano a riflettere. Alla gioia però subentrava presto la sofferenza di chi stava a casa, donne, vecchi, bambini, che spesso dovevano sopportare l'allontanamento dalle proprie abitazioni, rifugiati in terre lontane, come gli abitanti di Vermiglio in Val di Sola, che poi vedremo la cartolina. Mi necessita ora fare alcune brevi considerazioni per meglio comprendere il valore della cartolina illustrata. Con la riforma teresiana del 1784, tutti i sudici dell'impero dovevano obbligatoriamente frequentare la scuola primaria dell'obbligo, e conseguentemente tutti sapevano leggere e far di conto, sebbene con qualche difficoltà nelle aree rurali più profonde. Mezzo di propaganda di grande impatto visivo, che aveva come scopo quello di far conoscere alle popolazioni alcuni fatti d'arme ritenuti validi per il morale della popolazione, propaganda volta a convincere le popolazioni ad accettare determinati eventi. I pittori avevano piena libertà creativa e le loro opere possiedono una forza di percezione incredibile e, cosa più importante, immediata, è in grado di arrivare a un pubblico molto vasto, suscitando in chi la guarda sentimenti forti che superano il filtro della riflessione ed arrivano ad agire rapidamente sulla coscienza e sul pensiero. Vi domanderete, ma chi erano i Kriegsmaler o pittori di guerra? A Vienna nel corso dell'ultimo conflitto prende vita un'esperienza unica quanto straordinaria. Il maggior generale Max Ritter von Höhen,
comandante dell'Imperial Regio Ufficio Stampa di Guerra, ebbe l'idea di formare un Kunstgruppe, un gruppo artistico composto da pittori e da scrittori di fama, a cui affidare una intensa attività di propaganda attraverso le loro opere artistiche. Inquadrati come ufficiali nell'esercito, formavano un proprio corpo di pittori e scrittori e fornivano un'unica quanto variegata rappresentazione pittorica della guerra. Compito dei Kriegsmaler o pittori di guerra era quello di esaltare il patriottismo dei soldati, rafforzare il morale del fronte interno, fissare dal vivo azioni militari, atti di valore, momenti di vita al fronte e non solo. Erano obbligati a fornire un determinato numero di opere, 5 minimo. Oltre detto numero erano liberi di vendere le loro opere. Facevano mostre anche durante il periodo bellico. Molti di questi quadri oggi sono nei musei più importanti, musei europei e non solo. L'obbligo tassativo era, questo è importante, era vietato ridicolizzare o disprezzare il nemico. Quindi niente cose, esagerare le sconfitte inflitte, realisticamente dipingere anche le sconfitte e ricercare effetti banali e non corrispondenti alla realtà. Questo era proprio un obbligo tassativo che ognuno di loro si impegnava con la propria firma. Tra i pittori inquadrati nel suddetto reparto vi era Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Alfred Kubin, Alfons Walde, quelli già citati e molti altri anche di grande fama. Spero che questo volume, pur con tutte le limitazioni, è un semplice volume, possa svolgere una funzione importante. All'interno io di ogni cartolina la spiego e spiego anche tutti i capitoli. Una funzione importante, aiutarci ad avvicinarci a un tema così complesso, utilizzando uno strumento semplice ma diretto come fu la cartolina. Auspico che questo incontro possa essere fonte di riflessione su come la cartolina, frutto dell'opera del pittore, abbia saputo esprimere il crudo realismo della guerra, con forme allusive, attraverso l'inimitabile forza della pittura, così lontano e diversa dalla verità dell'immagine fotografica. Questa piccola premessa adesso vorrei iniziare iniziando un attimo con le cartoline. Partiamo inizialmente con Albert Linz. Questo è un pittore tirolese, attualmente sepolto al cimitero di Santa Maddalena vicino a Bolzano. Era nato a Dölsach nel 1868, è morto a Bolzano il 4 novembre del 1926. Nel 1915 è richiamato alle armi, presto esonerato per la sua età, è inviato al fronte sud-occidentale come pittore di guerra in borghese. Dopo la guerra rimase nel Sud Tirolo ed espose a Vienna, Roma, Venezia, quindi pittore, attualmente molti quadri sono al Museo Civico di Bolzano. Così si esprime: sono arrivato alla ferma convinzione che anche un quadro moderno di una battaglia, se persegue una finalità superiore, ha un valore duraturo solo se si esprime in forma mitico-simbolica, tranne che non voglia essere qualcos'altro. Che cos'è qualcosa di diverso? Che cos'è la situazione precisa, reale di una battaglia? Al massimo un esempio di scuola di guerra, per i popoli non è nulla. Mi domando, siamo pronti? Poi lui continua con questa sua riflessione molto interessante. E inizia la serie dei suoi quadri, e qui questo è possiamo andare avanti, inizia la sua serie dei suoi quadri con i soldati in piedi. Qui abbiamo il titolo è il più vecchio e il più giovane sono degli Stallschützen, e il titolo è questo, il vecchio e il giovane combattente. I soldati in piedi che vengono incontro frontalmente all'osservatore in una composizione dove il concatenamento di file di figure trasmette il senso dell'incessante avanzare, cioè stanno in piedi e vanno verso, quindi inizia della fase sembra che vogliono avanzare. Poi i soldati in piedi lasciano il posto a figure acquattate come questa nella guerra di posizione. Qui vediamo
una mitragliatrice che difende una posizione, quindi diciamo una posizione statica contro un nemico. Beh, la differenza di questo è che sono in piedi. I soldati in piedi, negli ultimi quadri, i soldati indossano l'elmo d'acciaio, non l'ho messa ma comunque reagendo così alle ultime innovazioni della tecnica di guerra. Questo ha un suo stile molto personale, modernista, quindi è veramente molto interessante, ne ha fatti di molto belli. Andiamo avanti. Poi abbiamo Carl Ludwig Prinz, qui abbiamo invece un pittore completamente diverso, un paesaggista. Lui era anche uno sceneggiatore, quindi un paesaggista. Qui abbiamo la bellezza di due sue pittore e scenografo, nato a Vienna il 25 ottobre 1875, morto a Vienna nel dicembre del 1944. Aderì da giovane alle correnti della Jugendstil. Dipinse in particolare quadri a carattere paesaggistico, sviluppando una particolare capacità di dettaglio del paesaggio. Qui è la Val di Solda e qui abbiamo un maniscalco, una piccola postazione di un maniscalco che afferra un cavallo. Le sue opere sono esposte in diversi musei austriaci e stranieri e in gran parte si trovano al Museo Storico di Vienna. Qui abbiamo sempre il nostro Carl Ludwig Prinz, lì abbiamo, vedete, quello lì rappresenta, beh, voi potete leggere tranquillamente, con dentro della chiesa parrocchiale, e questo qui è un cimitero volante, un piccolo cimitero in questa zona, quindi lui è un paesaggista più che altro. Avanti. Questo è un altro che ha uno stile pittorico diverso, anche questo, e questo è Carl Maria Schuster, nato nel 1871 e morto nel 1953. Figlio di un impiegato delle ferrovie, studiò a Vienna frequentando l'Accademia d'Arte dal 1887 al 1896. Compì numerosi viaggi di studio e una delle sue mete fu anche il Friuli e Grado. Nel 1902 divenne socio dell'Accademia degli Artisti Viennesi e dipinse molti quadri del paesaggio della Val Sugana e altri fronti, non solo dolomitici, anche di altri fronti. Qui abbiamo la Val Sugana, qui invece una postazione nelle Dolomiti, potete leggere tranquillamente quello che io ho scritto. Questo è un altro pittore. Andiamo avanti. Ecco, questa è una bellissima quadro, perché sono tutti quadri che poi venivano trasportati in cartolina. Questi sono quadri a olio, postazione del Passo dello Stelvio, abbiamo la sentinella e qui abbiamo un pezzo d'artiglieria da montagna in un ricovero. Ecco, entriamo adesso in un capitolo che nel libro ovviamente è sviluppato, la vecchia Austria, l'ho intitolato La vecchia Austria e il Tirolo in guerra. Perché? Prima di tutto perché il Tirolo è anche qui vicino, quindi dà un certo anche interesse a voi. I tirolesi obbligati al servizio militare potevano scegliere ed essere inquadrati nell'esercito regolare, la Landwehr, per esempio dei Tirole Kaiserjäger, oppure nei reggimenti di Schützen, i Landesschützen. Qui nel volume poi parlo più dettagliatamente anche della loro organizzazione. I maschi di età inferiore ai 19 o superiore ai 42-50 avevano la facoltà di potersi arruolare come Standschützen, Schützen stanziali, presso un poligono di tiro. Qui abbiamo due bellissimi quadri. Vedete, questo è un ritrattista, diciamo fatto con matita rossa, e qui abbiamo un altro, questo sempre lo piano, sempre un Landesschützen, un Landesschützen che sta a guardia. Andiamo avanti. Ecco, qui ho messo due immagini che rappresentano il Tirolo, i Kaiserjäger qua, che con Andreas Hofer, che è l'eroe nazionale tirolese, dà la benedizione per la battaglia. Questi partono con la loro bandiera reggimentale con lo stemma imperiale e da parte di dietro c'era la Madonna, salutano Andreas Hofer. Qui abbiamo invece il ritratto sempre invece questo è uno Standschützen, un vecchio combattente che ha addirittura sul petto un'antica medaglia di qualche sua campagna precedentemente svolta chissà dove. Mi piacciono molto questo in particolare per questo viso di questo vecchio tirolese con l'aquila del Tirolo in alto.
I Kaiserjäger, sapete tutti, erano 4 reggimenti, contavano personale di lingua tedesca dal 55 al 59%, di lingua italiana, cioè trentini, dal 38 al 41%, 3-6% di lingua boema. Furono impegnati non solo sul fronte tirolese, ma in Galizia nel 1914, sul fronte dei Carpazi dell'inverno 14-15, parteciparono allo sfondamento di Caporetto, operarono sull'altopiano di Asiago e sul fronte del Grappa. Sono i famosi Kaiserjäger, che non erano truppe di montagna ma che divennero di fatto truppe di montagna. Andiamo avanti. Ecco, io l'ho intitolato Le leggi della strategia d'alta montagna. Qui ci sono parecchie cartoline nel volume e ho anche accennato un attimino quello che era la differenza tra i combattimenti in alta montagna e i combattimenti tipo sul fronte isontino o in Galizia o su altri fronti anche francesi. La guerra di montagna aveva le sue leggi, i combattimenti avevano una loro logica, conseguenza. Chi si attestava per primo una postazione dominante, tipo anche questa, ci restava, era molto difficile poterlo scacciare. Infatti il fronte è rimasto più o meno invariato per tanti anni. Le azioni di combattimento, sia maggiori che minori, si avevano a disposizione per pochi mesi, periodo estivo, resistere d'inverno e combattere l'estate. Queste sono le leggi fondamentali del fronte sulle vette alpine. La solitudine fisica e psicologica dei distaccamenti isolati per molti mesi era smisurata e opprimente, e la forza di carattere di questi uomini senza nome altrettanto grandi. Questo valeva per gli austriaci, per i tirolesi come per gli alpini. Non c'era differenza. La sofferenza era per tutti. Durante l'inverno tutto si riduceva a 2 cose sole: resistere nelle proprie posizioni e sopravvivere alle rigide temperature e alle grandi variabilità del tempo climatico. Andiamo avanti. Qui abbiamo qui abbiamo un cane che sta insieme a cane di soccorso dei reparti della sanità. Andiamo avanti. Qui abbiamo altri 2 belli esempi di combattimenti in montagna. Lì abbiamo, come vedete, una sentinella col suo mantello che ci protegge dal freddo, e qui abbiamo un quadro non molto, a mio giudizio non eccezionale. Abbiamo la postazione qui di Kaiserjäger e qui abbiamo gli alpini, c'è un combattimento fra i 2 reparti. Quello che diciamo in questo quadro possiamo vedere l'aquila, simbolo del Tirolo, che sembra che voglia essere come partecipe della difesa dei confini tirolesi. Quindi l'aquila è stata messa lì come, sì, perché è il simbolo del Tirolo. Andiamo avanti. Ecco, questo a me è piaciuto molto metterla. Vi racconto un attimino l'episodio e poi anche analizziamo la cartolina. Allo scoppio della guerra il fronte tirolese risultava di fatto sguarnito di truppe regolari, impegnate per la maggior parte sul fronte russo. Gli alti comandi italiani ritenevano di poter facilmente ottenere una rapida avanzata verso Trento e Bolzano, ma si rendevano conto che valicare il passo tonale era di fatto quasi impossibile per via delle fortificazioni poste difese del valico. Nella notte precedente, il 9 giugno 1915, le truppe alpine salirono sul lato ovest della forcella della catena sud del Tonale, giungendo al di là della cerchia di montagne che circondano la vedretta della Presena. Nelle prime ore del 9 giugno, i Tiroler Landesschützen opposero una disperata resistenza contro le truppe alpine per il possesso del detto ghiacciaio. Il combattimento durò diverse ore e la vedretta fu disseminata di morti e feriti, ma alla fine della giornata i difensori tirolesi riuscirono a contenere l'offensiva italiana, rigettando a valle gli assalitori. E questo è l'episodio bellico. La cartolina invece vi illustra un fatto vero, che a fine del combattimento truppe tirolesi soccorsero i feriti italiani, gli alpini feriti, li portarono nei loro Feldhospital per essere curati. Questo è una dimostrazione che in montagna
vi erano genti di montagna che non si odiavano, se non obbligati perché erano in guerra. Ecco, l'assistenza religiosa è un altro piccolo capitolo che io ho voluto inserire nel volume. È un capitolo spesso dimenticato dagli storiografi militari, è quello legato all'assistenza religiosa fornita da molti cappellani militari ai soldati impegnati al fronte o dislocati temporaneamente nelle seconde linee. Noi non possiamo immaginare neanche lontanamente quanto amara, quanto cruda, quanto terribilmente solitaria dovesse essere la morte in quella guerra, combattuta tra rocce, ghiacciai, cime, valli innevate, grandi distese. Ci risulta spesso incomprensibile la fede, la fiducia in Dio dei combattenti tirolesi, e ciò vale anche per le truppe alpine italiane, cioè per gente di montagna da sempre profondamente religiosa. L'assistenza religiosa quindi come uno dei più validi sostegni per il combattente che il combattente avesse a sua disposizione, e molti di essi devono la loro vita nell'energico comportamento dei cappellani militari che con essi condividevano le stesse fatiche e gli stessi orrori della guerra. Un cappellano militare, Matthias Ortner, così si esprimeva: il soldato tirolese è un bambino nella fede, un uomo al posto assegnatogli, un camerata in trincea, un tiratore infallibile, in linea di sparo, un leone nel combattimento ravvicinato, un soldato nella morte, e insieme pieno di semplicità primitiva e originalità. Qui abbiamo l'esempio, abbiamo ovviamente una messa al campo, notate la messa al campo. Qui invece abbiamo un cappellano che dà l'estrema unzione, qui ci sono due appartenenti al corpo della sanità, e dà l'estrema unzione a questo ferito che non si sa se sopravviverà. Qui abbiamo la messa sotto il catinaccio delle truppe di Landesschützen probabilmente, oppure Standschützen, adesso questo non lo so di preciso. Ecco, un altro bel esempio invece è il corpo di sanità. Ovviamente non c'erano solo quelli che combattevano, ma anche quelli che rimanevano feriti, e qui abbiamo un bel esempio di due situazioni completamente diverse. Il personale sanitario comprendeva il corpo degli ufficiali medici dell'Imperiale Regio Esercito e dei due eserciti nazionali. Vorrei soffermarvi in particolar modo, questo è un primo soccorso, chiamiamolo, un primo posto di primo intervento, molto squallido, i soldati che stanno attendendo probabilmente di venire visitati o trasportati poi in qualche altro Feldhospital o lazzaretto, mentre qui abbiamo un ufficiale probabilmente in una stanza d'ospedale. Mi risulta che potrebbe essere Vienna, in quanto abbiamo la chiesa di San Carlo Borromeo, da quello che mi sembrava intuire. In guerra prestavano le loro opere anche personale di associazioni di soccorso come l'Ordine Teutonico, il Sacro Militare Ordine di Malta, la Croce Rossa austriaca ed ungherese ed altre associazioni. Encomiabile fu l'opera dei reparti di sanità che operarono in situazioni a dir poco difficili, e le prestazioni dei barellieri furono in molti casi eccezionali, operando con qualsiasi tempo e sfidando ogni sorta di pericolo, pur di soccorrere i loro camerati feriti. Il trasporto dei feriti che non potevano camminare veniva effettuato con cariaggi, con ogni tipo di mezzo, e poi inviati magari con treni ospedale negli ospedali principali. Andiamo avanti. Ecco. Ovviamente nel volume ci sono più foto anche del corpo di sanità, io ne ho messe solo due per accelerare. Ecco, qui abbiamo un altro doloroso capitolo, che sono i rifugiati e gli sfollati. Il dramma degli sfollati dei paesi a ridosso del fronte è ben evidenziato dalla cartolina che illustra l'evacuazione del paese di Vermiglio in Val di Sole. Dalla mattina alla sera, tutti via con 10 kg a testa, pacche requisite e quant'altro, per essere poi inviati in Austria, nell'Alta Austria. Ma molti altri furono i paesi evacuati, anche in Val Sugana, sul fronte esontino, per citare solo quelli del fronte italo-austriaco. Ma ben più numerose, ecco qui mi rivolgo a questa, furono rifugiati e gli sfollati dei paesi galiziani e di altre regioni del fronte orientale,
ove le avanzate e le ritirate di centinaia di chilometri coinvolsero centinaia e centinaia di nuclei abitati ed il dramma vissuto da quelle popolazioni, per lo più agricole, inenarrabile. E qui abbiamo un esempio di persone che Flüchtlingen, quindi profughi, che devono lasciare le loro case con i carriaggi per essere inviati dietro le linee. Ma in fronte galiziano ci spostavano di centinaia di chilometri il fronte, quindi lì era molto più difficile. Un altro bel esempio, un altro interessante capitoletto, io l'ho definito eroi silenziosi. E chi erano gli eroi silenziosi? Coloro che dovevano rimanere a casa a sostituire gli uomini nei lavori agricoli anche più pesanti, senza avere possibilità di avere animali da tiro, e qui vediamo questa donna con i suoi figli che fa un'operazione agricola di erpicatura. Durante il conflitto in tutto il territorio dell'impero furono istituite delle scuole per invalidi di guerra. Per lo più vennero utilizzate delle scuole professionali già presenti sul territorio, che per le loro caratteristiche si presentavano idonee allo scopo. Scopo ultimo era quello di far apprendere all'invalido un mestiere che potesse essere compatibile con la loro menomazione fisica. Queste scuole erano in funzione anche durante il periodo bellico ed i corsi erano orientati alle diverse disabilità che i soldati avevano acquisito in guerra. Nel 1915, un anno dall'entrata in guerra dell'Austria, a Vienna fu istituita una famosa scuola per invalidi, specializzata nell'insegnamento e reintroduzione degli invalidi di guerra a cui era stato amputato l'arto superiore. Tale scuola rimase in attività anche dopo il periodo bellico, contribuendo non poco al reinserimento degli invalidi nel tessuto sociale, dando loro dignità e un lavoro. Questo qui vedete che ha la mano amputata e comunque sta imparando il lavoro di calzolaio. Andiamo avanti. Ecco, qui sempre abbiamo due immagini molto belle. Qui abbiamo una famiglia che sta portando rame, ferro, e c'è scritto sopra appunto raccolta di materiali, materiali, e col carretto già pieno di passerizia. Certo non sono felici, gli sguardi non sono certo sorridenti e devono consegnare non l'oro ma tutto ciò che avevano, rame, ferro e quant'altro. Qui invece è una cartolina svizzera. Quella svizzera perché praticamente gli orfani di guerra venivano anche soccorsi dalla Confederazione Elvetica, e questa è una cartolina che incita la gente praticamente a non sprecare il proprio pane, perché potrebbe anche una briciola servire a questi orfani di guerra che hanno dovuto lasciare le loro case. Sono cartoline che danno anche, che possono far riflettere, soprattutto questa. Andiamo avanti. Trasporti. Per i trasporti ne ho messi qualcuno, mi ho messo queste due. Il problema legato ai trasporti sono ben evidenziati in alcune cartoline qui riprodotte, che ci forniscono un'idea delle difficoltà oggettive del personale addetto al trasporto di materiale bellico e non solo. Naturalmente ai soldati al fronte dovevano essere corrisposto anche il vettovagliamento e forraggio per gli animali. Per ogni cavallo circa 7 kg di avena e 12 di fieno. Quindi si può immaginare di quale enormi quantità di viveri necessitavano i soldati al fronte. Qui abbiamo l'utilizzo di cani per trasporto, cani di grossa taglia, San Bernardo, penso, per il trasporto di materiali. Qui abbiamo invece un trasporto non certo sul fronte galiziano, perché qui abbiamo tutta pianura, di alcuni feriti mediante un carro. Avanti. Qui abbiamo invece altre due immagini del nostro fronte tirolese trentino, in cui abbiamo questi reparti di salmerie che trasportano materiali, munizioni, pezzi d'artiglieria e quant'altro sul fronte. Qui abbiamo l'utilizzo di cavalli a Haflinger, devono usare anche muli, ma in questi due disegni sono utilizzati questi cavalli. Poi qui abbiamo un piccolo capitoletto che ritengo anche interessante, perché è il Natale e la Pasqua in trincea. Qui ho voluto mettere alcune
alcune riflessioni fatte da un soldato che era qui anche, ha operato qui nelle nostre zone, e che non solo qui, e che descrive come lui ha passato alcuni Natali. Nel 15, non l'ho scritto qua, ve lo leggo: al mattino si recammo a Vizzini ad una messa al campo officiata da un cappellano militare in un fienile sfondato. Il rombo delle cannonate arrivavano fino al luogo della funzione. Alla sera dovemmo tornare di nuovo al lavoro in caverna alla postazione. Stanchi e abbattuti e infangati, la mattina del 26 alle ore 6 rientrammo ai quartieri. Questi invece potete leggerli. Lui è anche un po' umoristico quando dice che poi tutti contenti e felici dovettero scaricare alla stazione di San Michele 6 vagoni di bombe a mano il 25 dicembre, dopo aver mangiato con rancio migliorato, cioè dandogli qualcosa di più del solito rancio quotidiano, e aver passato qualche ora in allegria. Nel 17 risulta essere in licenza in patria, nel 18 è rientrato alla sua casa, non è morto. Ecco, io adesso vorrei soffermarmi un attimino su alcune cartoline che già esprimono il senso natalizio, che l'albero di Natale con le palline, questo qui che porta probabilmente qualcosa ai propri camerati in trincea. Siamo sul fronte galiziano perché vedete è molto piatto, leggermente ondulato. Andiamo avanti. Ecco, qui abbiamo altre due scene. Qui abbiamo addirittura due soldati che hanno acceso l'albero natalizio in ricordo dei loro camerati caduti, e qui abbiamo una piccola festicciola, questo è di Eger Lienz, sul fronte dolomitico, e qui abbiamo i canti natalizi, il mangiare probabilmente che è stato inviato dai propri cari rimasti a casa, uno che suona la fisarmonica, un momento di, diciamo, di tranquillità e di relax durante il Natale. Ecco, questa invece io la voglio leggere. Questo poeta è un poeta salisburghese del reggimento del 59esimo Imperiale e Regio Reggimento Rainer, Franz Lofer, e così scrive. Questa è la cartolina: Natale in guerra. Nel tempo natalizio, nella notte santa, sta qualcuno fuori a fedele guardia. Egli festeggia il Natale del Signore, lontano 2 volte dalla patria. Molti non sono più qui sulla terra, a cui sarebbe concesso una tale felicità. Egli combatté, morì con eroico coraggio, per il suo imperatore dette il proprio sangue. Ora è lì là, dove la santa quiete e la pace dominano ininterrottamente. Per il tempo natalizio, per la santa notte, molti stanno fuori in fedele guardia. Essi festeggiano la nascita del Signore, lontani per la prima volta dalla patria, primo o secondo anno di guerra. Questo, come vedete, sta pensando ai suoi cari, ecco là in alto i suoi cari, che festeggiano il Natale, e lui rivolge il pensiero alla casa lontana. Franz Lofer è un famoso poeta che dopo la guerra scrisse anche molte poesie. Andiamo avanti. Ecco. Adesso cambiamo completamente argomento ed entriamo in un argomento un po' diverso, non più fronte dolomitico, alpino, quant'altro, ma parliamo un po' di aviazione e di aviazione e poi di marina. Imperiale Regia Aviazione Austro-Ungarica. Allo scoppio della guerra il servizio aereo era composto da 10 palloni da osservazione, 85 piloti e 39 aerei, e risultava una delle potenze belligeranti più svantaggiate in questo settore. Durante il conflitto la forza aerea schierata arrivò a comprendere 5.000 aerei, di cui il 38 furono abbattuti. Gli aerei impiegati erano una combinazione di austro-ungarici, modelli tedeschi, costruiti sia in fabbriche austro-ungariche o direttamente importati dalla Germania. Qui abbiamo una cartolina che illustra un'azione di guerra di questo tenente del 4° reggimento di fanteria bosniaco erzegovino dopo un importante ponte in territorio nemico. Qui abbiamo questo Albert Schanzes della Lacerda, che probabilmente è un cognome spagnolo. Ho messo questo. Adesso
Un altro capitoletto che secondo me è interessante è l'attività della marina austro-ungarica e italiana nell'Alto Adriatico. Nei primi mesi di guerra la marina italiana subì perdite considerevoli. Incrociatore Amalfi fu affondato da sommergibile austro-ungarico U-26 e durante i bombardamenti della flotta alleata alla ferrovia Ragusa-Cattaro venne affondato dal sommergibile austriaco U-4 l'incrociatore Garibaldi, che tutti voi probabilmente sapete, e il capitano dell'U-4 era il tenente Scigulle, un ceco. La corazzata Benedetto Brin affondò a seguito di un'esplosione nel porto di Brindisi, mentre due dirigibili, dopo lo vediamo, della classe M media, Città di Ferrara e Città di Iesi, vennero abbattuti rispettivamente l'8 giugno e il 5 agosto durante la missione che li portarono al bombardamento, l'uno della fabbrica di siluri a Fiume e l'altro della sede di Pola. Qui abbiamo un esempio, appunto, l'Angelo Torpedine. Qui abbiamo una nave ospedale, la bandiera di guerra austriaca e imperiale. Poi vai avanti, ecco, qui abbiamo l'episodio che vi dicevo del dirigibile Città di Ferrara, il quale il dirigibile bombardò una fabbrica di siluri e nel rientro fu attaccato da idrovolanti e abbattuto nelle acque del Quarnaro. Questo invece abbiamo un altro episodio che leggerò adesso, che è l'attacco alle coste italiane, che poi leggerò. Vai avanti. Ecco, sommergibili, oltre ad avere attaccato il Garibaldi, l'attività dei sommergibili adriatici portarono anche l'8 giugno 1916 all'affondamento del piroscafo italiano Principe Umberto ad opera del sommergibile U-5, e ciò fu la più grande catastrofe navale della prima guerra mondiale in termini di vite umane. Qui abbiamo due sommergibili, questo è il simbolo dell'unità di sommergibili. Sul Principe Umberto avevano preso posto fra truppe ed equipaggio 2.821 uomini. L'affondamento del piroscafo, colpito a poppa, durò solo alcuni minuti, trascinando con sé 1.926 uomini. Solo 895 poterono essere estratti in salvo. Stavano compiendo le operazioni di rientro dalla costa albanese conquistata dall'Austria e una parte della nostra flotta per portare in salvo anche i resti dell'esercito serbo, che tutti voi conoscete l'attività. Qui un altro bello, alcune belle cartoline, è l'attacco che ha sferrato l'unità, la Marina, la quinta divisione di Marina, contro le coste italiane esattamente alle ore 4 del 24 maggio, quindi è stata la prima azione di guerra sul mare contro l'Italia. Un attimino, le coste italiane, e bombardarono Ancona, e qui si vede qui Ancona, Senigallia, Rimini, Porto Corsini, Vieste, Barletta e altre località lungo la costa, al fine di interrompere poi le comunicazioni ferroviarie tra sud e nord. E nello stesso tempo, in quel stesso periodo, questo giorno, affondarono il primo cacciatorpedine italiano, il Turbine. Diciamo che questo attacco comportò alcuni gravi danni alle infrastrutture portuali di alcuni porti italiani. L'ho voluto mettere in evidenza in quanto è un episodio importante della storia della Marina sia italiana che austro-ungarica, e perché venne utilizzato non solo navi ma anche idrovolanti come questi che supportarono dall'alto le unità della Marina. Andiamo avanti. Qui ho voluto mettere anche in questo volume quello che è con alcune cartoline, quello che è stato la conquista da parte delle austro-ungarici del Montenegro, del Monte Lovćen e dell'Albania del nord. Qui abbiamo un esempio, una bella cartolina che
si vede l'incontro tra truppe diciamo di irregolari albanesi che erano state cooptate dall'Austro-Ungheria e truppe austriache o austro-ungheresi che stanno entrando in Durazzo. Qui abbiamo invece un bombardamento italiano che è riuscito e che ha affondato alcune navi del porto, a parte delle diciamo di attività navali italiane. Avanti. Ecco, la conquista, chi è stato nel Montenegro, il Monte Lovćen praticamente sovrasta la bocca di Cattaro e da lì le truppe montenegrini davano fastidio e bombardavano il porto di Cattaro e le bocche di Cattaro, dove erano insediate anche unità di sommergibili. L'Austria-Ungheria in gennaio del 16 decise un'azione congiunta terra marina di conquistare il Monte Lovćen, che sovrasta dalla parte interna Cetinje, la vecchia capitale del Montenegro. L'attacco riuscì, in poco tempo venne conquistato il Monte Lovćen e con questa conquista il Montenegro dovette cedere le armi e firmare il trattato di pace. Qui abbiamo appunto l'esempio di soldati in tenuta alla montagna, perché era gennaio e il Monte Lovćen è molto alto, anche se è vicino al mare, fa anche freddo, che stanno conquistando questa vetta. Chi è stato nel Montenegro o a Bocche di Cattaro lo vede, è una montagna che sovrasta proprio le Bocche di Cattaro. Ecco, sto arrivando alla fine. Ho voluto finire questo mio volume mettendo alcune cartoline. Qui abbiamo i due imperatori, Borojević, quello denominato anche il leone dell'Isonzo, che combatté contro di noi sia sull'Isonzo che sul Piave, e il comandante in capo fino al 17 di Konrad von Hötzendorf, che era il comandante in capo dell'esercito austriaco. Nel volume troverete le biografie dei più importanti comandanti militari austro-ungarici e germanici, correlate da cartoline che li rappresentano. Io qui ho voluto in questa rappresentazione mettere solo quello che maggiormente è conosciuti, soprattutto anche Borojević, che appunto è stato un nemico acerrimo, e Hötzendorf il comandante fino al 17, poi fu trasferito sul fronte tirolese a comandare quel fronte. Andiamo avanti. Ecco, finisco un po' in maniera anche così ironico e satirica. Ho voluto mettere alla fine di questo volume alcune cartoline che così, queste qui un po' così umoristiche, di questi soldati dell'Imperial Regio Reggimento 4 che si rubano un maiale, mentre vedete sullo sfondo c'è il goulash canone, cioè la cucina da campo, loro invece si sono sgraffignati un bel maiale. Qui invece abbiamo una partita di scacchi rappresentati dai due imperi centrali contro, a quell'epoca l'Italia non era ancora in guerra, contro la Francia, l'Inghilterra e il Belgio, quindi qui loro fanno scacco matto. Diciamo erano cartoline di propaganda e quelle soprattutto umoristiche. Andiamo avanti. Queste invece sono sempre cartoline umoristiche, delle caricature di come l'artista e i soldati vedevano i loro superiori, la caricatura del generale medico, l'ammiraglio bello panciuto. Avanti. Queste ho terminato, forse non c'entrava molto, ma ho voluto metterle perché queste sono alcune italiane, perché mi riprometto magari in un futuro di poter fare un volume anche di queste, che ne ho parecchie. Queste sono italiane che hanno un altro stile, un altro modo di vedere. Qui abbiamo addirittura, vedete, il socialista, i cattolici così e l'esercito uniti, quindi il popolo italiano unito senza più divisioni ideologiche contro il nemico. Qui abbiamo il nostro bel Dante che in maniera piuttosto, diciamo così, particolare caccia via, e sono umoristiche. Avanti. Queste qui sono anche, gli italiani hanno anche questo aspetto più umoristico rispetto, questa invece l'ho messa per ultimo perché riguarda soprattutto le nostre zone, le truppe di occupazione che brindano e sbevazzano, il vecchio e la donna e i bambini vicino alla Rin, tristi e pensando al proprio caro lontano. Ecco. Io con questo ho terminato. Di queste cartoline io sto preparando una mostra, per cui farò una trentina di pannelli,
se qualcuno poi lo desidera avere, perché questo sarebbe un completamento di una mostra che sto allestendo e penso di poter allestire a breve. Ecco, io ho terminato questa mia breve relazione, spero di non avervi annoiato. Io ho sempre avuto passione per le cartoline, ne ho anche di italiane, non è solo, ma mi sono appassionato di più a quelle austriache perché sono di pittori anche famosi che io ho conosciuto in altre occasioni, non da vivi naturalmente. Se c'è qualcuno che desidera fare qualche richiesta. C'è qualche domanda? Sono stato nei tempi previsti. Ringraziamo di questa interessante conferenza. Io vi invito appunto il 13 marzo per la conferenza su appunto la cucina nell'antica Roma. Grazie a tutti.